Oltre 500 nuotatori master hanno aderito alla seconda edizione del trofeo di nuoto Salus Pueri, svoltosi negli accoglienti impianti della Padova Nuoto. Una giornata torrida ha animato tutti gli atleti, impegnati nelle gare che hanno fatto registrare anche un nuovo record europeo conquistato da Luciano Cammelli, Master M75, nella splendida cornice di pubblico degli impianti della Paltana, dove era presente la presidente della Padova Nuoto, Daniela Bardelle, e il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Oltre 500 atleti da tutta Italia che partecipano a questo grande evento Master. È merito anche di questa sinergia delle nuotatori padovani, che è una squadra che nel settore è prima in Italia, e della Padova Nuoto che ha messo a disposizione gli impianti. Credo che questo è un segnale molto positivo, che in momenti così difficili per lo sport italiano, perché non si trovano gli sponsor, non si trovano le risorse, fare squadra si riesce a fare dei grandi eventi sportivi. E noi siamo, come Padova, diamo un segnale veramente positivo che anche nel nuoto si può fare, e credo che questo sia quello che è la premiazione di oggi, la gara di oggi, questi 500 grandi atleti che nuotano, si divertono, qualcuno vince, ma certamente lo sport li tira via dalle malattie e li aiuta a fare una vita più sana. La manifestazione sostenuta dalla FIN di Padova, presente con il suo delegato Guido Taglia, conferma la progressiva crescita dell'attività dei master, che trova consensi nelle iniziative di una disciplina che accomuna anche tanti longevi atleti. Alla giornata di master alla Padova Nuoto c'era anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina. Quest'anno 2017-2018 è la ribalta dello sport e quindi di questo ne siamo particolarmente felici. Oggi c'è stata questa manifestazione per cui io personalmente, ma anche come rappresentante dell'amministrazione comunale, non posso che fare un plauso alle società organizzatrici, alla Padova Nuoto e alla Nuotatori Padovani, perché portare a Padova 500 atleti master non è facile, abbiamo la fortuna di avere un impianto molto collaudato, che è questo appunto della Padova Nuoto, una società che è la Nuotatori Padovani, che da sempre è leader con gli allenamenti e i tornei per i master, quindi questa sinergia è molto bella, è riuscita anche molto bene perché la manifestazione è riuscita veramente bene, c'è stato, mi sembra anche un record, e quindi di questo ne siamo particolarmente fieri, ma chiaramente quello che è più interessante è il fatto che tanti ragazzi si siano ritrovati qui a Padova e abbiano condiviso una giornata di sport. La manifestazione è riuscita, siamo molto soddisfatti con tutta l'organizzazione, grande entusiasmo sia da parte della Padova Nuoto che dalla Nuotatori Padovani che ha messo in campo tutti i suoi migliori atleti, non solo dal punto di vista agonistico ma anche dal punto di vista dell'organizzazione. Queste le classifiche e le premiazioni finali del secondo trofeo Salus Pueri, che ha visto oltre 60 società partecipanti alla manifestazione dei Master. Prima Acquaviva 2001, seconda Nuotatori Padovani, terza Padova Nuoto. Queste le classifiche suddivise per partecipanti a fasce. Da 1 a 18 atleti, primo Centro Nuoto Le Bandie di Spresiano, per la fascia 19 a 30 atleti, prima Padova Nuoto, per la fascia da 31 a 55 atleti, prima Acquaviva 2001. Poi l'arrivederci alla prossima ed entusiasmante edizione dei Master di Nuoto.